io metterei tutte quelle persone che hanno preso questa decisione nei stessi panni che noi da genitori e di famiglia stiamo passando con Samantha. Giorgio e Genzianella ci hanno sperato fino all'ultimo. In cuor loro confidavano che la decisione dei giudici della Corte Costituzionale chiamati ad esprimersi sull'ammissibilità del referendum che proponeva di depenalizzare il reato dell'omicidio del consenziente fosse animata dal buonsenso. E invece il giudizio negativo è stato accolto con amarezza, delusione e rabbia. Da quasi 2 anni la famiglia D'Inca chiede di ridare libertà alla figlia Samantha, che versa in uno stato di coma vegetativo irreversibile. Ogni giorno è una sofferenza. Sofferenza e ancora sofferenza. Mio marito ha contato i giorni, mi sembra detto 432. Facciamo come Beppino Englaro, che ha contato anche lui i giorni con sua figlia. Lo scorso novembre il Tribunale di Belluno ha nominato Giorgio D'Inca amministratore di sostegno della figlia Samantha, che in questi giorni si è aggravata. L'equipe dei medici che ancora la giovane sta valutando le sue condizioni. Mio marito sarà contattato sul da farsi, dice mamma Genzianella, che ringrazia quel giudice che a loro ha dato la possibilità di compiere un atto d'amore per la figlia. La sua sentenza ci ha sorpreso. Siamo rimasti contenti, tra virgolette, non che questa tutta situazione comporti felicità, però ho detto finalmente c'è qualcuno che ha rispetto. Quello stesso rispetto che non ha avuto la Corte Costituzionale, afferma la signora Dalzot. Le situazioni bisogna viverle. Io trovo che la mancanza di rispetto per la vita umana è proprio il suo comportamento, sicuramente non il nostro.